La difesa è impegnata anche nella classificazione degli atleti prima delle gare paralimpiche. Di che cosa si tratta? La difesa è impegnata anche nelle valutazioni degli atleti paralimpici per dare a tutti la possibilità di partecipare anche ad attività competitive, in questo caso negli sport invernali, fornendo a tutti la massima chance, riducendo le disabilità. La classificazione internazionale è quel processo che permette di valutare gli atleti con le loro abilità residue e accorparli in categorie o classi, a secondo di quale attività stiamo svolgendo, per fare in modo che tutti partecipino in maniera equa con le stesse abilità funzionali. E quindi esiste una squadra di medici, principalmente fisiatri e fisioterapisti, che si occupano di valutare in ambito FIS, quindi nella Federazione Internazionale di Sci, questi atleti durante i circuiti di Coppa del Mondo, Coppa Europa e anche prima delle Paralimpiadi. Ecco, quali sono questi criteri che vengono utilizzati? Allora, i criteri sono criteri principalmente clinici, per cui esiste una fase in cui l'atleta viene valutato all'interno dell'ambulatorio che si trova sui campi di gara, quindi nelle sedi opportune, e poi esiste una fase di osservazione sulle piste in modo che prevalga il gesto atletico, in modo che possano verificarsi e quindi valutare delle discrepanze che ci possono essere tra la parte clinica e la parte di performance durante l'attività sportiva. Innanzitutto quello che cerchiamo di fare è capire che tipo di disabilità ha, perché in sedia a rotelle potrebbero esserci persone con amputazioni che possono o preferiscono sciare da seduti, e invece ci sono persone che sono sempre costrette a stare in sedia a rotelle, per esempio i mielolesi. Quindi la nostra valutazione è quella di analizzare, esistono dei punteggi che si danno a secondo delle disabilità previste dall'IPC, dall'International Paralympic Committee, che sono il deficit di forza articolare, il deficit di forza muscolare, l'atassia, la tetosi, la spasticità, la bassa statura in alcuni sport, e questo permette di inserirli in classi omogenee, perché è vero che la disabilità è personale, quindi assolutamente ognuno ha le proprie caratteristiche, però per un aspetto competitivo è necessario appaiare più atleti in modo che competano tutti con le stesse chance. Anche per gli atleti ipovedenti o ciechi totali esiste una commissione medica principalmente fatta da oculisti ed oftalmologi che analizzano le caratteristiche residue e delle capacità visive, e quindi si cerca di dare a tutti, esistono dei range di funzionalità entro cui inserire questi atleti all'interno delle stesse classi. In ambito FIS, quindi discipline sportive invernali, soprattutto a secondo delle specialità, poi c'è un fattore di correzione, essendo discipline veloci dove il tempo la fa da padrone, e quindi esistono dei fattori correttivi che vengono relazionati alla classe di disabilità che noi abbiamo, e quindi quello fa la differenza con atleti che hanno classi diverse.